Un anno dopo la disastrosa alluvione che colpì gran parte della regione e in particolare le province di Padova e Vicenza, molte ferite sono ancora aperte e quanto accaduto poteva con buona certezza essere evitato o almeno attenuato. Nella bassa padovana gli argini del Frassine, da tempo indeboliti, non riuscirono a reggere l'enorme quantità d'acqua in arrivo dall'Alto Vicentino e ruppero a Megliadino San Fidenzio, allagando buona parte del Montagnanese e spingendosi fino a raggiungere Este. Il taglio di un argine del Brancaglia a Vighizzolo per far defluire in modo controllato una parte dell'acqua impedì il disastro, evitando ad Este la stessa sorte di Vicenza. Immediati furono gli interventi della Protezione Civile e di altri organismi, e straordinaria risultò l'opera dei volontari, in grandissima parte giovani. A Carceri si lavorò di notte per rinforzare gli argini estremamente fragili. Del pari sorprendente fu l'opera di aiuti da parte dei comuni veneti e anche da fuori regione. La situazione rimase sotto controllo, ma i danni furono enormi e riguardarono famiglie, attività produttive, infrastrutture. Molti gli sfollati costretti ad abbandonare tutto, abitazioni, beni, ricordi di un'intera vita. I danni subiti l'anno scorso sono stati sostanzialmente di natura sia immobile, quindi pavimentazioni, porte, tutto quello che concerne gli stadi di finitura di un immobile, per una stima totale di all'incirca 100.000 euro, di cui al momento hanno corrisposto il 50% del 75%. Da un punto di vista personale, il danno che una persona può subirne da un punto di vista morale e lavorativo non ha e non avrà mai un rimborso. Il dato positivo che si è evidenziata è sempre stata la grande solidarietà, che io continuo a ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano in quel periodo, e che tutto questo comunque ci insegni a rispettare il nostro territorio. L'opera di ripristino e ricostruzione ha avuto subito inizio lo scorso novembre. I veneti, come è loro abitudine, sono usi da sempre a rimboccarsi le maniche. Nel post intervento abbiamo dovuto bene o male arrangiarci un po' per quello che riguarda sia per il ripristino dell'attività e le pulizie, e abbiamo avuto un ammontare di danni superiori a 10.000 euro. Diciamo che in questo ultimo anno una parte ci è stata retribuita e l'altra siamo ancora in attesa. Una parte dei finanziamenti sono ancora fermi, ora dire quando saranno versati questo non so dirlo, siamo in attesa anche noi di risposte. Ecco, speriamo a fine anno di avere bene o male un bilancio completo sul totale. Una prima stima dei danni fu superiore al 1 miliardo di euro. Le acque che ingrossarono il Frassine avrebbero dovuto trovare sfogo in un bacino di espansione più a monte, nel Vicentino, che pur progettato non fu realizzato per una serie di intoppi burocratici. Ma va anche ricordata la scarsa attenzione al territorio in generale, la mancata cura degli argini e degli alvei dei fiumi, da parte di chi dovrebbe vigilare e provvedere. Ma assieme alle braccia servono anche le risorse economiche. Invece gli alluvionati hanno ricevuto nella gran parte dei casi solo un primo acconto fra dicembre e gennaio. Se noi facciamo la somma tra quanto abbiamo già in cassa, 1.400.000 rotti, e quanto ci è stato assegnato, 450.000 euro circa, parlo sempre di danni a edifici familiari o a edifici di aziende e a magazzino di aziende, abbiamo un buon equilibrio, abbiamo una certa corrispondenza. Ben altra cosa sono invece gli altri tipi di danni, cioè oltre i danni alle famiglie, alle case, alle abitazioni e alle aziende, ci sono i danni invece alle nostre strutture. In un incontro avuto la settimana scorsa in provincia, con il liquidatore ci ha detto che bisogna mettere in conto solo i danni, solo quelle opere che vanno a correggere il danno subito. Facciamo un esempio così è semplice. Se io ho una strada lunga 1 chilometro dove dentro ho 40 buche, non posso rifare la strada, devo chiudere le 40 buche, e che capite che è una situazione, un tipo di impostazione che ha un unico scopo: limitare le spese, far sì che l'intervento che si fa da fare è correttivo di ciò che si è subito, ma non è risolutivo del danno, di tutto quello che ha procurato il danno. Abbiamo quindi ridotto il progetto a
che avevamo presentato a 450.000 euro, ci sono assolutamente ciò che è strettamente necessario per ricondurre quelle strade a una decenza di utilizzo. Per quanto riguarda gli interventi di consolidamento, a me risulta non siano stati fatti nella maniera più assoluta. L'erogazione è fatta sin qui, e su questo premetto che saremo molto attenti poi quando si faranno le liquidazioni finali. A mio avviso non hanno una corretta corrispondenza con i danni effettivamente subiti. Se voi andate a vedere le quantità di soldi che sono stati assegnati ai vari comuni, hanno delle quantità che sono abnormi, ci sono differenze che sono veramente molto molto inconsistenti. Per quanto mi riguarda, dico, non mi lagno, l'ho detto in partenza, la stima economica fatta alle origini mi sta portando dei risultati che sono coerenti. Però io sono il comune, Spoleto Uganeo, che ha avuto la quantità di terreno più vasta allagata, e se voi andate a vedere ho tutto sommato delle erogazioni che sono abbastanza simili a quelli di comune che danni non ne hanno proprio avuto, e perlomeno in termini di danni ad abitazioni e ad aziende, il che presume che siano stati fatti in base a delle dichiarazioni, in base a delle assunzioni di responsabilità delle varie amministrazioni. Adesso poi sarà il compito di noi stessi vigilare che le effettive erogazioni vengano fatte assolutamente secondo le indicazioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio e secondo le emanazioni fatte poi dal commissario liquidatore. Credo che vi saranno delle sorprese. Dolore e rabbia, perché troppo spesso le calamità naturali colpiscono il nostro paese. Ultima in ordine di tempo la zona delle Cinque Terre in Liguria, una tra le più belle della penisola, e non sempre si tratta di fatalità o di qualcosa di inevitabile.